Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. Anche perché probabilmente qualcuno poi mi ascolterà oggi, perché già oggi, in diretta su Radio Libertà per la scuola di magia. Ci tenevo a fare due chiacchiere con voi perché secondo me c'è ancora qualcosa che non è stato capito. Sì, devo fare una critica a Trump, perché secondo me anche lui non l'ha capita. Allora, questa cosa è la legge dello scambio. Dal punto di vista di uno che ha passato tutta la vita in borsa, appare chiaro. Ma io ogni volta mi devo sforzare di ricordarmi che le cose non devono essere date per scontate. Le cose... Ognuno di noi fa una vita differente, ognuno di voi ha una specialità differente, ognuno di voi ha un vissuto che gli fa sembrare molto semplici delle cose tali per cui non vale neanche la pena di dirle. Pensiamo, non so, a tutti noi magari consideriamo superfluo evitare, diciamo, non dire a qualcuno di non mettere le dita dentro in una presa di corrente, ecco, però magari invece se si dovesse parlare con, non so, un esploratore, magari non gli verrebbe neanche in mente, però in compenso lui saprebbe dire tutto sulle reazioni, su come bisogna comportarsi quando si trova davanti a un serpente o similari. Ecco. Non vanno date per scontate le cose. Il fatto che non vadano date per scontate le cose significa che non è mai troppo tardi per parlarne. E quindi colgo l'occasione del fatto che siamo qui come nostro solito, insomma, questo club privato dove possiamo raccontarci un pochettino di cose che magari vengono date per scontate. Dov'è che mi è venuto sospetto che Trump a sua volta non abbia capito qualcosa? Succede, cioè nel senso anche per i più accaniti fan di una persona, cioè Trump è stato quello a cui piaceva Giuseppi, ecco, quindi ogni tanto sbaglia anche lui, con tutti i meriti che invece gli vogliamo riconoscere. Oggi ha detto una cosa che mi ha fatto capire che forse ha colto un lato della medaglia ma non l'altro. Oggi parlando dei dazi dice io metto i dazi perché molti alleati in questi anni, alleati e diciamo amici e nemici, hanno derubato gli Stati Uniti. Perché lui dal suo punto di vista vede il deficit commerciale degli Stati Uniti come un furto. Cioè l'uscita di denaro da parte degli Stati Uniti viene percepita come un furto. E purtroppo però non è così e forse è il caso di spiegarlo. E a questo punto spieghiamolo bene. Ora, io ho sempre detto che lui ha capito che il deficit commerciale è importante. E meno male, perché io di solito, se ben vi ricordate, l'ho sempre messo come limite implicito alla creazione del denaro. È proprio fissato con sti annunci immobiliari, eh? Oh, ci tocca uscire! Con immobiliare.it ti basta... Quando si dice, ma se tu hai in mano la possibilità di stampare la tua moneta, allora sarebbero tutti ricchi, invece cominci a stampare la moneta, finisci come il Venezuela, finisci con lo Zimbabwe, no? Cioè tutte queste robe che vi ricordate durano da 10 anni. E io normalmente dico, ma guardate, no, non è così, cioè non è che il fatto di avere la sovranità monetaria
mi consente, e di non avere le regole dell'Unione Europea mi consente di dare a ognuno 1 milione e non succede niente. Cioè i limiti per lo stampare il denaro, ho detto che tipicamente si trovano da due lati. Uno, l'inflazione, do 1 milione a tutti, il caffè non costa più, cioè a questo punto costerà 1 milione, perché a quel punto no, il denaro non è più risorsa scarsa, ecco, mettiamola così, e quindi a quel punto l'inflazione salgono tutti i prezzi e le cose si autocorreggono. L'altro limite, che è quello più insidioso, diciamo così, in modo tale da poter... scusate, quando si parla ovviamente di stampare soldi da 1 milione, spero che sia chiaro che sto dicendo stampo i soldi per darli a qualcuno. Quando abbiamo stampato 150.000 miliardi di euro, dollari, sterline, corone, cose questo tipo, per fare il famoso quantitative easing, mi auguro che fosse chiaro che nessuno diventava più ricco, cioè si stampavano soldi, ma questi soldi venivano presi per comprare titoli di Stato. Quindi il risultato che cos'era? Era che il signor Rossi aveva 40.000 euro di titoli di Stato, li vendeva perché tanto i tassi ormai erano a zero negativi, venivano acquistati dalla banca centrale che gli dava 40.000 euro creati dal nulla. Perché appunto la banca centrale può creare denaro dal nulla, ma il signor Rossi aveva 40.000 euro prima, solo che erano nella forma di titoli di Stato, e si ritrova a 40.000 euro nella forma di soldi sul conto corrente. Non è più ricco, non è più povero. L'inflazione arriva quando comincia ad arrivare del denaro aggiuntivo, per cui arriva anche se si tagliano troppo le tasse, arriva se si aumenta troppo la spesa e così via. Allora a quel punto si rischia di creare un'inflazione non diciamo da offerta ma da domanda. Ricordiamo sempre, per non dar nulla per scontato, che l'inflazione non è che viene originata con una manopolina, l'inflazione la crea il negoziante, cioè se il negoziante vede spazzato via tutto quello che ha nel negozio, lo riordina e ancora viene spazzato via tutto quello che è nel negozio, cominciano a salire i prezzi. Lo state vedendo in questo momento, tanto per dirne una, con le case. E poi spiegheremo anche perché alla fine vedrete che tutto torna, se mi seguite con attenzione. Perché salgono i prezzi delle case? Beh, salgono i prezzi per le case perché c'è più gente che vuole comprare. Perché salgono i prezzi delle case in particolari zone? Il centro di Milano, il centro di Roma e così via. Beh, è semplice, perché sono le zone più turistiche. E allora, dato che nelle zone più turistiche ci sono delle situazioni tali per cui tanta gente vuol venire qua, per Milano c'è una tassazione particolarmente favorevole, quella delle 200.000 fisse. In generale poi c'è la questione del B&B, vale a dire che le case possono essere messe a reddito, e dato che è aumentato di molto il turismo, avere una casa che viene affittata a affitti brevi è redditizio. Allora a quel punto ecco che il valore della casa viene, invece che diciamo un valore d'uso, diventa anche un valore di reddito, no? E quindi aumenta il prezzo delle case. Quindi, ma non è che aumenta il prezzo delle case perché c'è qualcuno che c'ha una monopolina, aumenta il prezzo delle case perché c'è tanta gente che le compra. Cioè a un certo punto adesso qui a Milano, se uno volesse comprare una casa come la mia, non è semplice trovarla. E allora cosa succede? No? Arrivano i prezzi sempre più alti. Allora uno guarda gli annunci immobiliari e dice: cazzo, guarda come costa casa mia, no? È similare. Allora magari potrebbe pensare di metterla in vendita, anche se non aveva nessuna intenzione di farlo, e aumentano gli scambi e a quel punto poi vedi salgono i prezzi. Però è sempre, in questo caso, è inflazione da domanda. L'altro, però devono arrivare soldi aggiuntivi. In questo caso, per esempio, sono i soldi aggiuntivi che arrivano e dai turisti e dai milionari che si trasferiscono da qualche parte più dove tassano di più, utilizzando la famosa tassa fissa 200.000 euro dell'Italia, no? E quindi arriva il milionario e dice: dove va a stare? Il centro di Milano, perché è facile, vicino a tutto, qualcuno centro di Roma, Lago di Como, no? E così via. Cioè,
il denaro nuovo arriva da lì, non arriva certo dagli italiani. L'altra cosa, dicevo, che origina il limite della stampa della moneta, abbiamo detto che è il saldo commerciale, e qui arriviamo al Trump. Il saldo commerciale, ripetiamo sempre di che diamine stiamo parlando, significa la differenza fra quello che io importo e quello che esporto. Se io importo più beni rispetto a quelli che esporto ho un deficit, se io esporto più beni rispetto, come gli Stati Uniti, ecco, loro importano più beni di quelli che esportano, se io invece esporto più beni rispetto a quelli che importo, come la Germania, ho un surplus. Trump vede il deficit commerciale come un problema e fa bene, fa benissimo. Cioè, quando io già dal primo mandato ho visto che lui metteva l'accento sul deficit commerciale dicendo questa cosa deve essere riequilibrata, ho detto, uno che ha capito finalmente di che diamine si parla, perché mentre invece qui in Europa ogni decisione è un'idiozia, no? Almeno questa roba qua aveva un senso. Perché? Perché gli Stati Uniti avevano un eccesso assolutamente clamoroso di importazioni rispetto alle esportazioni, il deficit commerciale continuava ad aumentare, questo deficit commerciale porta a degli squilibri forti. In casi normali, quindi in situazioni normali, un fortissimo deficit commerciale porta alla svalutazione della moneta. Perché? Il motivo è molto semplice: per comprare i beni altrui, quindi per aumentare le mie importazioni, vendo la mia moneta, compro la moneta di quello che vende il prodotto che io voglio comprare, e quindi la mia moneta scende di prezzo. Scendendo di prezzo, i prodotti altrui diventano sempre più cari e improvvisamente vedi che smetto di comprarli, o quantomeno riduco gli acquisti, e vedete che tutto si pareggia. Normalmente il cambio della moneta fa miracoli, ma l'economia, ahimè, l'economia purtroppo è una scienza umana, e quindi, essendo che è una scienza dell'uomo, una scienza sociale, non è come la fisica, c'è sempre un'eccezione tale per cui devi considerare caso per caso. Nel caso degli Stati Uniti c'è la situazione di essere una moneta di riserva mondiale, vale a dire, in condizioni normali il dollaro scenderebbe. Zanzara, bastarda, pure preso, bene. In condizioni normali il dollaro scenderebbe. Nel caso degli Stati Uniti invece il dollaro viene tuttora assorbito dalla ricchezza in aumento degli altri paesi, che ne allocano una parte più grande o più piccola in dollari, perché è la riserva mondiale, perché la gente non può fare a meno degli Stati Uniti negli scambi mondiali, e quindi quello che in teoria avrebbe potuto essere un riequilibrio, quindi una discesa del dollaro dovuto dall'eccesso di import da parte degli Stati Uniti, invece non si trasforma in una così forte o necessaria discesa del dollaro, e il risultato è che tu hai una moneta che rimane alta, il deficit commerciale che si espande sempre di più, e questi sono diciamo le ricette per il disastro. Come si è sfogato questo disastro? Beh, nel modo molto più semplice: se io importo dei beni, no? Quindi se io prendo dei beni dall'estero, vuol dire che sto importando disoccupazione. Basta fare tutti quei chilometri per trovare l'usato perfetto. Grazie ad Autohero, acquistare un'auto ora è facilissimo. La spiegazione è piuttosto semplice: se io il bene lo compro da qualcun altro, ed è un bene che magari potrei produrre io, molto semplicemente lavora quell'altro e non lavorano i miei cittadini. Il risultato che cos'è? Che va benissimo se io sono in un attico a New York, no? A quel punto io sto lì e telefonando mi faccio arrivare il meglio di tutto, no? Quella Ferrari customizzata, fatta rosa pallini blu, con i sedili con gli unicorni storiati e cose di questo tipo, me la potete per cortesia consegnare Madison angolo 62, per favore?
dopo un po' arriva quello che tu hai ordinato, paghi quello che devi fare perché tanto sei un azionista, un proprietario di una qualche startup che ha fatto 100 milioni, 200 milioni, 1 miliardo, quello che è. Allora a quel punto fai giustamente la tua vita diventa semplice perché puoi procurarti tutto il meglio in tutto il mondo. Però ovviamente non è così per tutti, non è così per tutti, e quando uno vede la differenza nelle elezioni fra i centri delle grandi città che sono tutti democratici e il resto del paese che è tutto repubblicano, capisce, spero di avervi fatto capire con questo semplice esempio cos'è il motivo, perché abbiamo una serie di soggetti a cui tutto va benissimo, no? Ricchissimi, fortunatissimi, no? E così via. Abbiamo milioni di altre persone invece che sono tendenzialmente disoccupati o sottoccupati o che vivono di sussidi o con lavori che sono fatti giusto per risolvere il problema della disoccupazione, ma non sono quelli diciamo reali o che sono indici di una società che cresce. Per cui tu a New York puoi anche pensare di essere nel miglior mondo possibile, probabilmente se sei in Ohio, se sei in un'area rurale del paese dove una volta c'erano fabbriche, adesso non c'è niente, fatto salvo il girarsi i soldi da uno con l'altro perché uno fa il tatuatore, l'altro fa il maestro di tennis, l'altro fa il massaggiatore, no? Così questo tipo. Alla fine di denaro nuovo non arriva a meno che non ce lo riversi lo Stato con i trasferimenti, e quindi la gente perde speranza, sente che non va bene, sente che non è il futuro giusto, e a quel punto vengono fuori le famiglie come quelle di Vance che trovavano la loro fortuna nell'acciaieria, l'acciaieria viene delocalizzata in Indonesia e a quel punto rimane l'alcolismo, la droga, così questo tipo. Bene. Questa è la situazione tale per cui era comprensibile ed è importante che si cerchi di mettere un freno al deficit commerciale. Il deficit commerciale crea squilibri. Stessa roba, vi ricordate, succede all'interno dell'Unione Europea. Moneta unica, economie diverse, a quel punto hai, per raccontare la storia che ha sempre, no, un parallelo, chi è che esporta tanto negli Stati Uniti? Beh, la Germania. Come mai la Germania esporta tanto negli Stati Uniti? La Germania esporta tanto negli Stati Uniti perché c'ha l'euro, vale a dire, in condizioni normali, quello che la Germania produce, quindi la BMW, la Mercedes, no, e così questo tipo, comprata a piene mani dal ricco americano, no, e così via, normalmente questo surplus, vale a dire questo eccesso di esportazioni rispetto alle importazioni, porta a un apprezzamento della propria valuta, perché il ricco americano, il ricco arabo, così questo tipo, vende la sua moneta per comprare il marco tedesco, se ci fosse il marco tedesco, in modo tale da poter comprare la BMW, la Mercedes o quello che è, il marco tedesco salirebbe, renderebbe le automobili o i prodotti in generale della Germania molto più cari, e a quel punto le cose si riequilibrano. Ma anche qui arriviamo alla particolarità: mentre la moneta degli Stati Uniti non svaluta perché è moneta di riserva mondiale, la moneta della Germania non rivaluta perché è l'euro, non è il marco tedesco. E quindi a fronte della Germania, che in sé per sé rivaluterebbe fortemente, dall'altra parte invece si trova una moneta che riflette tutte le economie, quindi riflette la Grecia, riflette come si chiama, la Spagna, il Portogallo, no? La Francia e così via. È il risultato che la moneta della Germania non rivaluta, e il risultato quindi che cos'è? Che da una parte abbiamo uno che continua a importare sempre di più senza
risolvere questa questione. Dall'altra parte abbiamo uno che continua a esportare sempre di più senza che si risolva la situazione con la moneta. Vedete che non è esattamente semplice, no, la questione, perché ci sono delle particolarità. Poi il terzo, diciamo, produttore di squilibri mondiali è la Cina, che invece ha a che fare con altri concorrenti, diciamo così, che si automettono 2000 regole, il green, le cose similari, invece può tranquillamente invadere il mondo con dei prodotti che vengono realizzati senza seguire tutti le regole, i dettami, le tasse e così via che succedono invece in Europa piuttosto che anche negli Stati Uniti o similari, perché praticamente è ovviamente un sistema più o meno statale o guidato dallo Stato, e quindi non solo possono fregarsene del margine di profitto e così via, possono pagare le persone quanto vogliono e fare senza nessun tipo di regola, senza nessun tipo di limitazione. Quindi vedete che il motivo per cui appunto questi possono tranquillamente permettersi di esportare e in ogni caso quando la moneta rivaluta possono anche tutto sommato permettersi di tenerla sotto controllo col fatto che appunto essendo un'autocrazia, cioè bene o male hanno anche controllo preciso sulla moneta e oltretutto insomma quando una moneta sale la banca centrale può controllarla semplicemente stampandone di più in eccesso. Il risultato di tutto, vedi che sono questo mondo squilibrato in cui noi abitiamo e che ha dato origine ovviamente a un certo punto qualcuno, nello specifico Trump, ha suonato il gong e dice basta così e quindi metto i dazi, così facendo riduco o cerco di ridurre le mie importazioni e poi gli altri si arrangino. Fin qui tutto bene, quindi insomma finché le cose vengono impostate in questa maniera sono d'accordo. Dove non va bene, ed è opportuno anche che noi lo capiamo, perché io sono convinto che ci sfugge, è considerare il deficit commerciale come un furto da parte degli altri. Libertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La cosa potrebbe sembrare così se noi guardassimo solo i soldi. Certo, uno dice, vede i soldi che escono dall'America e finiscono principalmente appunto nelle tasche della Cina, ma anche dell'India, ma anche del Brasile, piuttosto che della Cina e dell'Italia. No? E allora a un certo punto uno dice, ma vedi, guarda, io i miei soldi, guardando il conto dei soldi, vedi che cosa fluisce tutto dalle altre parti, quindi mi stanno derubando. Però non è così, nel senso che in realtà tu americano, con tutti i limiti che ho indicato prima, stai pagando per ricevere qualcosa. Se decidi di comprare un abito fatto in Italia, certo, da una parte tu stai pagando e quindi tu vedi l'uscita di denaro che dalle tue casse ti dice oddio mi stanno derubando, ma dall'altra parte tu hai comprato l'abito. Pensi che l'abito valga di meno rispetto ai soldi che tu hai pagato? No, l'abito è un prezzo di mercato. Certo che c'è il margine di chi lo sta, di chi l'ha confezionato, no? Perché sennò altrimenti non lo farebbe. Però intanto lo stai prendendo tu, non lo sta prendendo un altro. Immaginiamo, sempre per farla ancora più chiara, un gioiello di Bulgari, no? Compri il gioiello di Bulgari
i soldi arrivano in Italia, ma il gioiello di Bulgari sparisce da qua e va a finire negli Stati Uniti. Quindi a fronte dei soldi che ti stanno uscendo, ti stanno entrando beni. In molti casi entrano i servizi. Facciamo un esempio. Mia moglie, come è noto, fa la wedding planner. I suoi clienti ormai sono quasi tutti americani. L'americano che arriva in Italia per vivere i suoi giorni di sogno porta qua denaro. Quindi quando io dico il surplus commerciale è denaro che entra, sto significando proprio questo. Coppia di Manhattan che a un certo punto viene qua a sposarsi, vuole sposarsi sul lago di Como, e quindi paga l'albergo del lago di Como, il catering del lago di Como, le barche del lago di Como che li portano lì, i fiori della fiorista di Como, la location messa di Como, e la wedding planner di Milano, no? Nel suo piccolo, per quello che è ovviamente la parte della fee, no? Poi ovviamente il costo del matrimonio è tutto distribuito sul territorio. Però sta comprando qualcosa, cioè quella location lì, quel giorno la usano gli americani. Se volesse usarlo in italiano non la può usare, perché per quel giorno è affittata. Il fiorista, il catering, il tempo, l'albergo, no? Quel momento lo sta usando l'americano. Quindi anche se è un servizio, anche se è immateriale, tu stai godendo della nostra bellezza e come tale la paghi. Ma è evidente che il fatto che tu possa godere della nostra bellezza sta impedendo a noi di goderne, perché affitti tu la casa, perché il cameriere assiste te, non assiste me, perché la barca porta te, non porta me, e così via. Ma questo, e qui arriva al punto che veramente tutti dobbiamo capire, e sarebbe opportuno che lo capisse anche Trump, non è un furto. Questo è uno scambio, e lo scambio esiste da sempre nell'economia. Perché? Perché significa che ognuno di noi attribuisce nei diversi momenti del tempo un valore diverso a quello che ha. E quindi scambia qualcosa che possiede con altro che ritiene che sia più importante. Vedete, io in questo momento sono a Milano, no? Io vorrei essere a casa mia a Como. In questo momento a casa mia a Como purtroppo non ci sono. Se voglio convincere i miei figli, no, ad andare, ci vuole un po' di, perché che palle, come, no, così, questo tipo. Ecco, tu che ce l'hai o che ce l'hai sempre avuta, no, quella cosa lì, quella vista lì, no, similari, magari gli dai un valore relativo, ti stufa, no, perché dici, ma come, che noia, no, mentre invece, insomma, Milano è meglio. O similari. Ecco, è evidente che per l'americano che arriva dall'altra parte del mondo, vede il lago di Como, gli sembra il posto più bello del mondo, e in quel momento trova normale o tranquillo spendere 2.000 euro a notte per una camera di un albergo di lusso sul lago di Como e similari. Giusto, sbagliato, non lo so, è quello che lui in quel momento valuta. Da parte nostra ci va benissimo così, no? Perché? Perché evidentemente noi lo valutiamo di meno, e a quel punto lui dà una cosa che noi, compra qualcosa che noi valutiamo di meno, lo compra a un prezzo molto alto perché è una risorsa scarsa e in tanti si litigano per averla.
a quel punto rimangono tanti soldini che formano parte di quel surplus di cui l'Italia approfitta, e ecco che si crea appunto quello che qualcuno che trampa torto considera un furto. Nessuno sta rubando niente a nessuno. Stai tu decidendo di venire a godere di parte della nostra bellezza, e come tale ne paghi il prezzo. In condizioni normali il tuo deficit farebbe scendere il prezzo il livello della tua moneta e salire il livello della mia. Il risultato è che ti risulterebbe sempre più caro fare la vacanza sul lago di Como, perché la tua moneta scende di valore, quindi ti risulterà sempre più costoso, e a quel punto magari penserai ad andare come era in passato, penserai, dici guarda, vado in Grecia, non è proprio il lago di Como, ma insomma tutto sommato e costa di meno, no? E alla fine vedi che le cose tendono a pareggiarsi. Ed sarebbe la normalità. Quindi vedi, non c'è nessuno che ruba qualcosa a qualcos'altro, nessuno che vive alle spalle di un altro. Ci sono però sì dei problemucci, diciamo così, che portano a un'ingiusta valutazione dei prezzi. Cioè, perché mentre nel caso appunto dell'Italia è tutto corretto, no? Il livello dei prezzi, dal punto di vista, e oltretutto insomma c'è anche una certa qual differenza, avremmo anche la possibilità, diciamo così, di espandere l'offerta a prezzi più bassi, perché a un certo punto uno dice vabbè guarda, il lago di Como costa troppo, ma non ti preoccupare, guarda, abbiamo anche la Calabria, che è bellissima, meravigliosa e costa di meno, no? E così via. Cioè, bene o male sono tutti concetti che noi più o meno sappiamo. Quello che non torna ovviamente all'interno di tutto sto meccanismo, e che sì, è veramente vivere alle spalle degli altri, è la Germania. Perché? Perché è la moneta unica, come vi ho detto prima, consente alla Germania di vendere i suoi prodotti, che quindi anche lì nessuno ruba niente, nel senso tu dai i tuoi soldini alla Germania e loro ti danno una bella macchina, ti danno una BMW, ti danno una Mercedes. Il problema viene fuori sul fatto che però, non salendo la moneta grazie alla costruzione dell'euro, alla fine tu non hai bilanciamento. E abbiamo visto che qualora questa situazione si riflette solo all'interno del mercato europeo, vengono fuori degli squilibri, come è stata la situazione della Grecia. La Germania inizialmente, invece di preoccuparsi di vendere le auto negli Stati Uniti, le vendeva la Grecia, le vendeva la Spagna, le vendeva l'Italia, faceva anche credito, e a quel punto il surplus e il deficit, no, si ricreava all'interno dell'Unione Europea, e poi dopo veniva fuori il botto, no? Così come è stato quando c'è stata la prima crisi, quella della Grecia, no? Le crisi dello spread e similari, e dopodiché come si è risolta? In condizioni normali avrebbe dovuto risolversi con una svalutazione della nostra moneta, o meglio ancora con una rivalutazione da parte del marco. Invece, guarda caso, fa il gioco della bottiglia, il gioco della bottiglia finisce sempre nel naso a noi, e dico nel naso perché nonostante siamo in fascia più che protetta, domani mattina chi sente questo discorso invece è in fascia protettissima, quindi ci finisce nel naso, invece di sistemare la questione in modo monetario è dovuto fare austerità. Mi spiace, allora arriva Monti, tasse, gabelle, cose di questo tipo, fino a che tu smetti di comprare, smetti di crescere, vai in recessione pesante. Andando in recessione pesante smetti di importare, e smettendo tu di importare, ecco che magicamente si ripiana la tua bilancia commerciale, non compri più la BMW da una parte, e dall'altra parte però significa che tu vai in recessione. Quindi noi abbiamo fatto come sempre la parte di quello che in tutti questi squilibri paga il conto senza averne colpa.
In questo caso uguale, cioè nel senso, tutto questo discorso per dirvi che Trump sbaglia a ragionare in termini di furto, perché non è così. Dall'altra parte però è vero che c'è uno che in realtà crea problemi ingiusti dal punto di vista del commercio, e anche in questo caso chi paga il conto? L'Italia. Quando io dico che dobbiamo trattare bilateralmente, e ricordo ancora una volta per i gonzi che continuano a dire in realtà non è possibile trattare bilateralmente perché i trattati dicono che non ci possono essere dazi differenti per l'Unione Europea perché viene deciso con le giornate. Sì, questo serve per i dazi che l'Unione Europea mette. Purtroppo per noi, no, perché sarebbe utile poter avere mano libera, cioè io per esempio se avessi mano libera metterei subito dei dazi alla Cina, tanto per dirne una, o altri che esportano i loro prodotti che vengono fatti senza le stesse condizioni dei nostri produttori, ma non posso perché l'Unione Europea deve metterli, perché lo dice i trattati, quindi dato che un'unione doganale decide per tutti, e quindi dice l'Unione Europea mette i dazi alla Cina 5%, 12% agli Stati Uniti, e li decidiamo collegialmente. Non puoi tu decidere che cosa mettono gli Stati Uniti, perché il dazio in realtà è un'imposizione che arriva alla frontiera degli Stati Uniti, è una tassa loro, per cui gli Stati Uniti possono tranquillamente decidere di mettere anche dazi diversi per tutti i paesi, ma potrebbero decidere di mettere anche per ogni città, cioè loro fanno il cacchio che vogliono, no? Questo spero che vi entri in testa, e quindi ecco perché potrebbe esserci una negoziazione bilaterale, perché dato che dipende la scelta da lui, a quel punto io posso anche andare a parlarci e dirci scusa, dato che i miei prodotti non sono come quelli della Germania, perché le macchine ti fanno concorrenza, ma il mio vino, tanto per dirne una, non ti fa concorrenza, perché non è che se io smetto di venderti il vino istantaneamente la tua produzione aumenta della stessa quantità, perché per fare una vite prima devi piantarla. E quindi, essendo che prima devi piantarla, e ci penseremo fra 40 anni, no? Il fatto di aver messo una vite o cose di questo tipo, tu al momento non ti sto facendo concorrenza. E questo vale per la stragrande maggioranza dei nostri prodotti, quindi non ti sto facendo una particolare concorrenza, ho margine per andare a espandere le cose che compro da te? Sì, probabilmente sì. Ne compro un po' meno dalla Cina, ne compro un po' più da te, e vedi che in qualche maniera ce la facciamo. Oppure se, dato che in una maniera o nell'altra le cose che importiamo di più sono petrolio, gas naturale, cose di questo tipo, guarda, prendo un po' meno di gas dall'Algeria, ne prendo un pochettino più da te, magari se me li fai anche a un prezzo un pochettino più decente siamo anche più contenti, e vedi che andiamo d'accordo. A quel punto, se gli Stati Uniti dicono ma guarda, va bene, dazi per l'Italia invece di essere il 30 sono 10, e così via, loro possono farlo, e l'Unione Europea non può dire nulla. È già successo in passato, non in passato nel 1912, è successo pochi anni fa, nel 2020, gli Stati Uniti hanno preso e hanno messo dei dazi alla Germania, alla Francia, sul vino, sull'olio e similari, e non all'Italia, perché era all'interno di una disputa legata al consorzio Airbus, no? Dove Spagna, Francia, Germania e così via erano considerati, diciamo, i virgolette colpevoli. Quindi si può fare. Quindi l'argomento di base che cos'è? Non è che io dico di trattare bilateralmente, perché dico di trattare bilateralmente, se fosse possibile, per un motivo semplice, perché la ragione dello squilibrio di quello che erroneamente viene visto come un furto da parte di Trump deriva dalla costruzione dell'Unione Europea, da chi approfitta di questa costruzione, che è la Germania. Per cui se Trump, per erroneamente che sia, pensa che chi gli esporta i suoi prodotti
in eccesso sia un ladro, significa che noi andiamo a trattare con il criminale di fianco agli occhi di Trump, e non vengono bene le trattative, tant'è vero che, guardate un po', è arrivato con la sua bella tabellina all'inizio dove diceva che i dazi per l'Unione Europea sarebbero stati il 20, andiamo a fare le negoziazioni e, dato che abbiamo fatto negoziazioni così bene, arriva il 30. E quando arriva la Francia che dice usiamo il bazooka, cose così, poi certo, ma la Francia è importatore. Cioè, noi in questo momento siamo esportatori netti nei confronti degli Stati Uniti, la Francia no. Per cui può tranquillamente permettersi di fare la voce grossa, perché i suoi prodotti non vengono venduti negli Stati Uniti così come invece vengono venduti i nostri. Noi non la Francia oltretutto poi non importa dagli Stati Uniti l'energia come invece la importiamo noi, perché appunto c'ha le sue centrali nucleari, mentre invece noi dobbiamo importare gas e petrolio, e lo facciamo anche dagli Stati Uniti, e il risultato, quindi loro possono tranquillamente permettersi di spararla grossa, perché tanto non hanno gli stessi problemi nostri, no, dal punto di vista dei dazi, e quindi noi abbiamo i nostri brillanti partner commerciali che sono uno il ladro agli occhi di Trump, e l'altro è l'indifferente, no, che è il francese, quindi dice spariamo, bazooka, no, cose così. Poi siamo noi che invece assistiamo a una litigata col nostro cliente. Non è intelligentissimo andare a litigare col cliente, perché il cliente tende ad avere sempre ragione. Quindi io insomma spero che con questo discorso vi abbia un minimo, anche se sono tante cose che già sapevate, ma vi abbia un minimo cercato di far capire com'è tutto normale quello che succede in giro per il mondo. C'è sempre una ragione. Se tu non capisci le ragioni dell'altro, diventa impossibile trovare le soluzioni. E le ragioni poi ovviamente del fatto che il nostro governo fino adesso abbia pensato di non andare alla trattativa bilaterale sono molto comprensibili. È evidente, a meno che non passiamo il nostro tempo semplicemente a dircela o a darci le pacche sulle spalle con la tastiera, è abbastanza evidente che una trattativa bilaterale significa andare in rottura con il resto dell'Unione Europea. No, cioè, quando io dico trattativa bilaterale sono perfettamente conscio che significa andare di rottura con il resto dell'Unione Europea, perché secondo voi, se viene fuori la scenarietto dove noi stappiamo il 10% e tutti gli altri hanno il 30%, è tutto normale, è ovvio che voleranno gli stracci, però ragazzi a un certo punto bisogna arrivarne a una. Cioè l'alternativa a non far volare gli stracci è essere ancora una volta quelli che che pagano per gli altri. Per carità, uno può anche fare il generoso, cioè dice ho pagato per gli altri con i fondi salva stati 50 miliardi, no, per ripianare le cose della Grecia e noi non avevamo nessun credito. Ho pagato per gli altri con la crisi dello spread, ma va bene così, no? Ho pagato per gli altri per la costruzione dell'euro, e possiamo anche decidere se vogliamo di pagare ancora per gli altri, e va bene, ci prendiamo i dazi del 30%, anche se volendo potremmo venirne fuori, ma prima o poi insomma bisogna anche smetterla. Io non è che voglio fare l'anti-europeista a tutti i costi, a me l'Europa andava benissimo. Io prima di rendermi conto che era una trappola, per me l'Europa è il posto più bello del mondo, vi voglio bene, siamo tutti europei. Però una volta che ci si rende conto che è una trappola, è un gioco truccato dove alla fine tu perdi sempre, prima o poi bisogna anche vedere di venirne fuori. Quindi io capisco perfettamente il Presidente, capisco perfettamente il resto del governo che dice ma io chi me lo fa fare, no, di andare in una situazione del genere dove
volano i missili da tutte le parti, no? E così via, prendo e vado allo scontro anche con l'Unione Europea. Io li capisco, però dall'altra parte l'alternativa veramente è per l'ennesima volta pagare noi il conto per tutti, per cose che non è colpa nostra. Come vedete, non sono questioni semplici, però l'importante è capirle. Dopo che noi le capiamo, tutto diventa molto, molto più semplice. Vi ringrazio per l'ascolto e ho sentito un botto, speriamo che non siano un missile americano che arriva a colpirmi perché pensa che sia un ladro, dato che stavo insieme col tedesco, ma vabbè, spero che non sia niente di grave. E intanto vi saluto, parte una settimana che sarà intensa per chi vuol venire a vedere un'altra delle presentazioni di 20 anni di sovranismo, dove tante di queste cose in una maniera o nell'altra vengono anche spiegate e discusse. Suggerisco quindi di provare a fare una trasferta in Abruzzo giovedì sera, dove saremo a Villa Lago in Bagnaistan, altrimenti aspetti settimana successiva, dove ci sarà un triplete discreto, dove arriverò anche a Catanzaro finalmente, andando un pochettino al sud. Quindi tanti saluti e Grazie per la pazienza e per l'ora, perché sono quasi le 2, ci sono 650 persone online a ascoltare la lezioncina di economia di notte. Grazie come sempre, vi voglio bene. Avete ascoltato Scuola di Magia.